Dopo i rilievi della Corte dei Conti sul caso Pedemontana Veneta, la maggioranza in Regione si chiude nel silenzio in attesa che l'assessore alle infrastrutture Elisa De Berti abbia terminato di studiare le carte insieme ai tecnici e stabilito una strategia d'azione. Dall'opposizione invece indici puntati sui presunti errori del governatore Luca Zaia. Secondo il tosiano Maurizio Conte l'intervento della Corte è grave ma non inatteso, viste le condizioni del nuovo contratto con i costruttori. Sicuramente è una situazione difficile che potrebbe anche in qualche maniera bloccare quest'opera. Questa è la paura, che invece di trovare una soluzione andiamo ad appesantirla, non avendo appunto avuto il coraggio di togliere magari l'affidamento a chi non adempiva più a quello che era il suo contratto e che invece doveva essere un elemento di garanzia per continuare l'opera fondamentale. Durissimi i toni del capogruppo a 5 Stelle Jacopo Berti, che accusa Zaia di aver mentito a tutte le forze politiche durante la sua relazione in aula. Zaia è venuto in aula e ci ha raccontato che tutto il procedimento della Pedemontana Veneta era stato concordato assieme alla Corte dei Conti e ci ha fatto vedere anche delle carte. Evidentemente è venuto a raccontarci una marea di falsità e quelle carte erano carte false, perché la Corte dei Conti ha mandato ieri un rilievo, quindi della documentazione, dicendo che non ha mai ricevuto da Zaia e dalla Giunta nessun tipo di documentazione. Allora vuol dire che qualcuno dei due sta mentendo.